Sabrina Persiani è la mamma di Letizia Laface, una delle studentesse che prenderà parte al corso sponsorizzato ed offerto da The Sicilian Program. E vogliamo domandare a Sabrina perché secondo lei è importante che sua figlia Letizia impari l'inglese. Io ho aderito con entusiasmo alla proposta di Babilonia di questo corso perché ritengo fondamentale per mia figlia la conoscenza dell'inglese nel suo futuro, ovviamente per il suo futuro lavorativo, sia che decida di lavorare in Italia o all'estero, ma anche proprio per la sua possibilità di scambi culturali, di viaggiare, la possibilità di stringere amicizia E e Letizia comunque... come ha preso questa opportunità? Ma a lei piace moltissimo l'inglese, devo dire che lo fa con grande entusiasmo, quindi questo sicuramente mi ha facilitato perché non era l'ennesimo obbligo, anzi anche lei lo ha capito e ha recepito questa come una opportunità. Letizia studia già inglese a scuola? Letizia studia inglese a scuola. Come trovi il livello dell'insegnamento, ovviamente non particolarmente nella classe di Letizia, ma in generale nella scuola italiana, per quanto riguarda l'inglese Il ovviamente? problema è, credo, conosciuto, nel senso si fanno poche ore, non ci sono i laboratori linguistici e se non c'è la possibilità appunto di un reale scambio di comunicazione anche con persone madrelingua diventa, cioè 2 ore alla settimana, 3 ore alla settimana massimo non possono essere sufficienti, diventa un po' nozionistico, certamente è una base, voglio dire, però non può essere sufficiente questo. E Letizia, per esempio, ha avuto mai l'opportunità di incontrare suoi coetanei, quindi diventare amica di ragazzi americani, inglesi o comunque parlanti l'inglese? Allora, noi abbiamo cercato, Letizia ha fatto quest'anno e la precedente estate un viaggio studio all'estero, sempre attraverso la scuola, è stata anche in Finlandia qualche giorno e a casa di amici in Germania, insomma noi cerchiamo tutte le occasioni di divertimento anche. E pensi che queste esperienze internazionali che Letizia fa le abbiano, come dire, aperto gli orizzonti, Sì, sì, aiutato? sicuramente, da quelli culinari, Ah. perché insomma sapere come le abitudini degli altri, vedere le abitudini degli altri è bello, cioè sapere che non esiste solo il proprio modo di vivere, le proprie abitudini, il proprio modo di pensare, ma che c'è un mondo molto più vasto da E quindi in qualche scoprire. modo è vero che chi parla più lingue è come se avesse la possibilità di pensare e guardare le cose da prospettive differenti. Non c'è dubbio. E poi i ragazzi hanno dalla parte loro il fatto di essere molto giovani, quindi di essere molto permeabili. Per loro molte cose sono un gioco, sono un divertimento, ma poi restano dentro di loro e quindi diventano veramente un bagaglio culturale. Bene, io ti ringrazio per questa No, intervista sono io che ringrazio l'associazione per questa opportunità di studio. e allora grazie a The Sicilian Project. Grazie Grazie, mille. ciao.